Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha elogiato l'iniziativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale che mira a promuovere i porti di Venezia, Marghera e Chioggia nella ripresa dell'economia e dell'occupazione. Zaia sottolinea che il sistema portuale del Veneto rappresenta il DNA della regione, orientato verso il futuro e incentrato sulla progettualità e lo sviluppo. L'operatore terminalistico internazionale Vecon SPA si stabilirà a Porto Marghera per 25 anni a partire dal 1 ottobre del 2024, favorendo la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato tra porto, interporti e aeroporti della regione. Obiettivo è rafforzare il transito di persone e merci, posizionando il Veneto al centro di una rete di trasporti nazionali e internazionali, favorendo l'occupazione e la crescita economica. Zaia esprime gratitudine per aver scelto il Veneto come punto di riferimento principale in questo momento di profondi cambiamenti nella logistica e nei flussi internazionali. Con la recente istituzione della zona logistica semplificata ZLS e i progetti portuali in corso, il Veneto si posiziona in primo piano per attrarre nuovi investimenti, diventando un punto di riferimento nel panorama istituzionale. Il sistema portuale del Veneto, guidato da Fulvio Lino Di Blasio, è già uno dei principali nodi portuali italiani, movimentando 25 milioni di tonnellate di merci all'anno e coinvolgendo numerose aziende e lavoratori. Con la nuova pianificazione è ben posizionato per affrontare la sfida di uno sviluppo significativo dell'Adriatico. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.